Prova. Allora, prova. Si sente meglio, Daddo? Dimmi un po'. Allora, adesso si sente qualcosa, Daddo? Ho cambiato microfono. Perché ovviamente io qua ho 3 microfoni, è un casino. Si sente bene adesso, eh? Allora, stavo dicendo, allora, ricomincio da capo. Benvenuti a tutti quelli che si sono connessi per un nuovo unboxing targato Reni J. Allora, ringrazio innanzitutto Danilo per avermi mandato il link a un sito dove ci sono delle GIF animate e niente, praticamente volevo mettere pure un po' di musica di sottofondo, però non troppo alta, forse così va bene? Si sente la musica di sottofondo? Allora, dicevo, mi ha mandato un link a un sito dove scaricare delle GIF animate. Io cercavo delle cose un po' particolari, ci vuole un po' di tempo per cercare le cose, infatti vi capisco, a voi che cercate un po' di fare le cose fatte bene, che ci vuole un sacco di tempo per cercare cose più idonee, cosa nuova, dove metterlo, come metterlo, eccetera. Io sto studiando, adesso venerdì o sabato mi arriverà la scheda video per il PC giù e dovrò ricominciare da zero, ma lì quello sarà dedicato prettamente a queste dirette e quindi ciao Deep, benvenuto a questo nuovo unboxing, tanto non ci mettiamo tanto. Allora, qui c'ho sempre la webcam, quella da battaglia, perché quella Full HD sta giù in attesa della scheda video. Allora, oggi intanto sono passato all'edicola, ho ritirato questo, un altro vinile di Lucio Dalla della collezione che sto facendo, ok? Il contrario di me, questo è un doppio vinile di Lucio Dalla, ok? È in edicola ancora adesso, anche se è un po' che è uscito, Lucio Dalla, doppio vinile, ci sono 3, 6, 9, 10, 11, no, sì, 11 canzoni, doppio vinile, e questo è Lucio Dalla su un, chiamiamolo così, video wall dell'epoca. I video wall dell'epoca erano fatti di tanti televisori, c'erano pure gli spazi tra uno e l'altro, adesso il problema non c'è più, possiamo fare i video enormi come ci pare. Allora, io vorrei cominciare da questo, che è un acquisto su Amazon, che non sono cose, diciamo, sì, dentro c'è una cosa di musica, è una cosa che non c'entra niente con la musica, anche perché su Amazon si trova di tutto, e visto che dobbiamo andare un po' di corsa ci sbrighiamo e sballiamo prima questo pacco di Amazon, ok? Io ovviamente so quello che contiene e tra l'altro devo ringraziare pure un amico che mi ha consigliato di comprare questo. Allora, una cosa che sta qui dentro, ecco, le imballi di Amazon sempre con gli scoppietti, va bene,
Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, mi si è rotto fuori, qui ci sono due cose, una è questa, mi si è rotto fuori il crepuscolare, questo è un sensore crepuscolare, normalmente questo si trova intorno ai 16-18 euro, pagato 12 euro su Amazon. Ok, io ce l'ho uguale identico, durato tanti anni, le istruzioni di installazione, perché io ho le luci al giardino che si accendono da sole all'imbrunire, e questo è un ottimo sensore crepuscolare da esterni, IP44, come dice qua, IP44, quindi da esterni. Ok, interruttore crepuscolare, basta dargli corrente 220, attaccarci uno dei due poli che vanno alle lampade, e questo fa tutto lui in base alla regolazione che fate voi, la sensibilità, quando è l'imbrunire li mettete, la regolate, e questo fa tutto lui. IP44, quindi resiste a pioggia e neve, e quindi a temperature basse e a temperature alte. Qui dentro, sempre su Amazon, devo ringraziare Marco Palleggi che ha recensito questi. Questi sono degli auricolari, sono per mia moglie, sono i Ludos Ultra, hanno una particolarità. Allora, innanzitutto guardate la confezione, stiamo facendo l'unboxing in diretta. Questi che vanno nelle orecchie sono in memory foam. I memory foam sono molto comodi perché prendono la forma dell'orecchio e non cadono. Un'altra particolarità, guardate, questi quando voi li avvolgete il cavo, il fatto che questi sono magnetici, guardate, questi sono magnetici, vedete? Questi sono magnetici, si sentono molto bene, spinotto per cellulari a 4 contatti, perché hanno anche qui la regolazione del volume e il microfono incorporato in questo tubicino. C'è tra l'altro un potenziometro a slide come un mixer, quindi basso alto, costano pochissimo, tipo 15 euro, e questo che va nell'orecchio è in memory foam, quindi è una cosa innovativa, e il fatto anche che sono magnetiche, vedete, io la stacco, opla, vabbè, vedete? Sentite lo scatto? Sono magnetiche, fanno sì che queste cuffiette, oltre al fatto che sentirsi molto bene, non si impiccia il filo. Poi il filo è fatto molto bene, molto resistente, non è un filo da 2 soldi, è un filo molto resistente. Ci sono di tutti i colori dell'arcobaleno, vi danno anche la bustina per portarli in giro, ok, tutto compreso. E poi, senza contare, molto bella è la scatoletta in metallo, da non sottovalutare. La scatoletta, questa è tutta in metallo, ok, quindi le Ludos Ultra, oltre a essere consigliate da Marco Palleggi, consigliate anche da Reni J, da Renato De Vita, ottimo acquisto, andatele a cercare Ludos Ultra su Amazon. Ok, detto questo andiamo avanti. Perché c'è scritto Piano Roll Computer Music lì sotto con il sito pianoroll.it? Perché il prossimo acquisto, il prossimo pacco che andremo a sballare è questo gigante. Guardate quanto è grande sto pacco, ecco, questa è una mano, guardate un po', guardate quanto è grosso sto pacco. Io che cosa ho comprato da questi? Allora, innanzitutto parliamo di Piano Roll. Piano Roll è un negozio che io ho conosciuto tramite Google, cercavo delle cose un po' particolari, come sempre il solito mio, e mi è uscito questo Piano Roll. Allora, loro sono gentilissimi, rispondono alle mail in modo velocissimo, quindi al di là di quello che io incontrerò qui dentro, mi sento di consigliarli proprio per la gentilezza con cui trattano i clienti. Ci sono stati dei problemi con un ordine che avevo fatto, subito, immediatamente disponibilissimi a risolvere il problema in tutti i modi, e quindi io mi sono trovato molto bene con la comunicabilità di pianoroll.it. Ciao Congi, benvenuto anche a te in questa diretta, tanto andrò veloce. Allora, Piano Roll, stavo dicendo, sono stati gentilissimi, velocissimi a rispondere alle mail, velocissimi a imballare e velocissimi anche nella spedizione.
Si sono verificati dei problemi con GLS perché avendo trovato chiusa la pizzeria non hanno consegnato il pacco, con tutto che il bar accanto è aperto. Io ho scritto a loro perché GLS mi ha scritto che il mittente doveva comunicare variazioni. Io ho scritto a loro lo stesso giorno hanno ricomunicato una variazione all'indirizzo scrivendoci consegnare al bar in caso della pizzeria chiusa e il giorno dopo mi è arrivato il pacco, quindi devo dire una comunicabilità veramente impeccabile, veramente loro gentilissimi, veramente guarda degni di nota, e hanno una marea di materiale per DJ, hanno materiale per musicisti, andate a vedere il sito perché è molto completo il sito, c'hanno di tutto. Detto questo vi faccio vedere questa, che cos'è? Questa è vuota. Questa è la puntina, testina e shell che io comprai nel 2018 per metterla nel mio Sony. Ok? C'ho un giradischi della Sony a cui ho rotto io, mi prendo mia colpa, ho rotto la puntina della Grado, la Grado Black che costa un sacco di soldi, e allora comprai questa qui che all'epoca nel 2018 la pagai pochissimo ed era una shell, testina e puntina tutta completa. Ok, questa adesso sta montata lì sul giradischi. Questa si chiama Karma KCL01. Ok, ciao Marina, benvenuta. GLS ogni tanto fa qualche casino comunque, benvenuti, benvenuti. Allora, procediamo con l'unboxing dell'acquisto da pianoroll.it. Allora, l'imballo devo dire che è stato fatto benissimo, infatti come vedete c'è scotch da tutte le parti. Io infatti adesso devo trovare dove andare, però io vi dico che questo pacco è esageratamente gigantesco per quello che ho comprato, perché io ho comprato delle cose minuscole, piccolissime, e quindi non riesco a capire come mai ci sia un imballo così gigantesco. Ok, adesso andiamo a vedere come mai l'imballo è così grande. Sto aprendo, guardate, purtroppo non c'ho l'altra telecamera oggi, le metto così, va. Ok, allora, ok, opla. Allora facciamo una cosa, guarda, giriamo sta telecamera se no divento stupido io. Ok, eccolo qua il pacco, dentro ci sono tutti i polistiroli. Allora, prima cosa che si nota, scontrino fiscale, così c'ho la garanzia. Perfetto. Allora, loro tra l'altro io ho comprato una cosa che costava leggermente di più, questo è lo scontrino fiscale, eccolo, ok, e loro me l'hanno messo a prezzo di costo, quindi non mi hanno fatto aggiungere spese né niente, e di questo li ringrazio vivamente. Guardate, io ve li consiglio vivamente. Allora, la prima cosa che c'è, guardate che imballo, io vi dico ho comprato delle cose piccole piccole, guardate che imballo. Allora, qui c'è questo. Si vede che quell'altro non ce l'avevano, mi hanno mandato questo. Sì, perfetto, questo non ce l'avevano, mi sa da 2 metri, mi hanno mandato 5 metri allo stesso prezzo, pensa quanto so in gamba. Questo è un cavo microfonico, ok, XLR, a me serviva perché io giù ho un microfono con un adattatore da XLR a jack e invece non volevo mettere l'adattatore. Questo è un ottimo cavo XLR microfonico, quindi è mono per i microfoni, come vedete connettori pesanti, buoni, e il cavo stesso si sente che è un buon cavo. Ok, poi andiamo a vedere che altro c'è qui dentro. Allora, ci sono gli scoppietti. Allora, c'è la seconda che ho preso perché eccola qui, e questa è la Karma KCL01, molto molto bella. Io mi sono trovato talmente bene che ne ho presa un'altra perché così ce l'ho a coppia e le posso utilizzare sui 1210 MK2 per fare qualche mix. Io sono fissato che le puntine devono essere uguali,
se no uno comincia a diventare stupido tra i volumi, i gain, gli equalizzatori. E invece se le puntine sono uguali, adesso ho le Stanton che abbiamo visto nell'altro unboxing e questa che è la Karma tutta completa. Qui dentro c'è testina, puntina e shell, vedete? E c'è pure il copripuntina. Questo basta andare giù, attaccarlo al braccetto e funziona tutto, ok? C'era pure un'altra cosa, andiamo a vedere, eccoci qua, perfetto, perfetto. Questa è l'ultima trovabile, ne ho comprato un'altra perché le altre le ho usate, la Stanton H4S V2. Questa è solo una shell, io ho un'altra puntina da metterci e queste shell non si trovano più, praticamente sono fuori produzione da troppi anni. E io quando ne vedo una ogni tanto a un prezzo buono, perché c'è gente che le vende come antiquariato e quindi se le fa pagare un sacco di soldi. Io qua invece l'ho pagate proprio poco poco, insomma come una shell normale da battaglia l'ho pagate, e invece quelle sono shell molto buone, ok? Danilo, grazie di essere passato. E in teoria qua dentro non c'è più niente, quindi guardate che scatolone. Che scatolone dentro abbiamo trovato, riassumiamo, abbiamo trovato il cavo, questa, la Karma KCL01 e questa la shell. Ecco, abbiamo trovato queste tre cose, per queste tre cose scatolone così grande, ok? Va bene, adesso visto che tanto è ora di pranzo, è l'1:04, visto che tanto abbiamo sballato tutto e io mi devo andare a montare questo, ok? Non mi ricordo. Allora mi devo andare a montare il crepuscolare fuori, poi questa poi la metterò sui giradischi appena arriva la scheda video, che la sto ancora aspettando, arriverà penso sabato o venerdì. È arrivata questa Stanton di qua, modello H4S V2 Stanton, e a shell tra l'altro è quella scura che si trovano ancora di meno, e poi la Karma, ok? Vi invito nuovamente ad andare sul sito pianoroll.it e a fare i vostri acquisti dagli amici di pianoroll.it. Vi consiglio anche su Amazon le Ludos Ultra, molto belle, e su questo io penso di poter salutare tutti gli che si vedono i miei unboxing, ok? Quindi un saluto a tutti, una buona giornata, buon pomeriggio da Reni J, al prossimo unboxing. Visitate pianoroll.it, ok? Un salutone, un grazie a tutti, ciao!